ogni 3 maggio si è ricordata la tragica fine di molti goriziani, sia italiani, friulani e sloveni, trucidati barbaramente, gettati nelle foibe da parte dei partigiani titini e da alcuni partigiani italiani filo-jugoslavi durante i 45 giorni dell'occupazione dei falsi liberatori con la Crvena zvezda nel maggio del 1945. La loro colpa? Rifiutare la nuova dottrina rivoluzionaria, la dittatura del proletariato, l'alba del sol dell'avvenire, dopo oltre 20 anni di un'altra dittatura sanguinaria e totalitaria subita. Figli e parenti usciti vivi dal massacro da 72 anni a questa parte si riuniscono nel giorno simbolo per chiedere verità e giustizia per questi 665 innocenti, in alcuni casi senza una sepoltura degna o un fiore dove poter deporre. Da 72 anni si continua nella retorica da parte dei negazionisti foraggiati che ancora oggi non solo negano ma addirittura deridono o offendono i morti. Il sangue dei vinti continua a scorrere lungo le ferite mai sopite con cicatrici indelebili che nessuno potrà cancellare con accordi internazionali sottoscritti in tempi e con modalità sbrigative per coprire a vicenda i propri mali. Grande novità anche quest'anno, col suo avvento, la premiazione sul campo della vincitrice. Mi sembrava un atto dovuto nei confronti di una società, una squadra che dopo una cavalcata importante riesce a centrare un obiettivo determinante per la sua storia. E siccome logicamente con oggi il Charlins termina il suo percorso all'interno della nostra regione, abbiamo pensato che poteva essere una bella cosa e ritengo che poi questa sia stata veramente una bella cosa. Ecco, ho visto tanto entusiasmo ma soprattutto programmi, no? Già si lavora per la prossima stagione. Sì, anch'io ho visto non solo qui ma un po' dappertutto c'è questo grande fermento. Io oggi ho fatto 3 campi e posso dire che già dappertutto si parla già del futuro, mi chiedono già se ci saranno novità il prossimo anno e questo chiaramente è un bel segnale per il movimento intero perché significa che c'è ancora tanta fame di calcio e tanta voglia di far bene. Forse c'era il bisogno che arrivasse Canciani per dare quella spinta in più? No, non c'era bisogno, io sono esclusivamente uno di una squadra che qui è presente quasi al completo, è una squadra di ragazzi giovani, affiatati, che ha voglia di fare e che vorrebbe fare qualcosa di nuovo, se possibile, per questo mondo, perché è un mondo che tutti amiamo e quindi ce la mettiamo tutto perché questo avvenga. Soprattutto da quello che abbiamo capito si può continuare a fare calcio. Si deve continuare a fare calcio, si deve dare visibilità a questo mondo. Prova ne sia che un'altra delle novità che abbiamo pensato è quella di fare le supercoppe a tutte le categorie. Adesso le griglie sono definite, quindi la seconda del campionato di eccellenza è il Tor Viscosa al momento e quindi possiamo pensare già alla supercoppa fra il Charlins e la Gemonese. Vedremo se riusciamo poi ad avere questa location prestigiosa che sarà lo Stadio Friuli, ma poi anche tutte le altre categorie avranno quella cosiddetta supercoppa proprio per dare visibilità e quest'anno poi faremo anche un'altra cosa, faremo il quadrangolare di tutte le squadre allievi e giovanissimi che hanno vinto i loro titoli provinciali in un raggruppamento regionale, sempre per dare possibilità a questi ragazzi di farsi vedere, nel senso che comunque giocare.